Savudda. Bella ragazzi, qui è Savudda di nuovo con Free for All Life, l'ottava puntata. È una partita finalmente su una mappa che non è lockdown, perché alla fine ogni Free for All che facevo cambiavo lobby, mi usciva quella fottuta mappa. È Dom. La mappa è Dom e l'arma è la stessa della partita precedente, P90 silenziato con rinculo. Sì, con rinculo non avevo sbloccato fuoco rapido, quindi l'arma diciamo che non è tra quelle overpowered, cioè non è tra quelle più forti, ma così, abbastanza forte ma non esagerando. Vedete adesso un commento di Asdpollo Asd1 che scrive: ma giusto un pelo di lag, e ne approfitto per introdurre due cose. Cioè, una è semplicemente salutare Asdpollo Asd e Provola, due miei amici che hanno partecipato alla partita, rispettivamente Ivan e Francesco. E per dire perché un pelo di lag. Perché questa partita è stata caratterizzata principalmente da due fattori. Il primo è, come appunto si evince da quel commento, che è il lag. Un lag sfrenato. Questa partita veramente, ragazzi, era una lobby che laggava come poche cose al mondo. Se voi notate, anche dal cinema si vede che a volte le persone morivano e io stavo sparando da tutt'altra parte. Quindi proprio si vede che la partita era laggosa. E poi il secondo fattore che ha caratterizzato principalmente questa partita sono stati gli errori. Gli errori da parte di chi? Ovviamente da parte di Savudda, cioè da parte mia, tipo questo. Questo io non mi sono accorto che lì c'era un nemico, quindi probabilmente sono stato distratto. Quindi errori sia di distrazione che in uno contro uno. Perché come avete visto, dopo l'errore di distrazione c'è stato un altro errore, cioè in uno contro uno. Ci sono stati più errori da questo punto di vista, nell'uno contro uno, eccetera. Ho passato tutta la partita in svantaggio, come potete vedere, tranne un pezzettino in cui vado in pareggio. E alla fine si arriva a 29 pari contro l'altro che era primo, era in testa. E poi dopo vedete il finale. Cosa vi dico in questo commentario? Siccome è abbastanza corta come partita, dura più o meno 5 minuti e mezzo, non vi parlo del grande argomento, tipo cosa ne penso di Black Ops 2 come vi avevo annunciato, ma vi do delle piccole direttive su ciò che succederà nel canale. Nel canale potremmo vedere che la rubrica di Minecraft si trasformerà, praticamente continuerà ad essere ciò che è, cioè una sopravvivenza, un survival insieme a Smoker, ma cercheremo di puntata in puntata di invitare un ospite speciale. C'è stato su Viochi la settimana scorsa e cercheremo piano piano di invitare nuove persone, anche magari di spicco nel mondo di YouTube. Questa è la nostra intenzione. Ci sono già alcuni contatti di spicco medio, diciamo. Cioè, ovvio che non ci saranno persone come Albi, Ron, Johnny Creek, cioè potete capire che la portata di uno come me, che ha 400, quasi 450 iscritti, non è di quell'ampiezza. A questo punto ne approfitto per ringraziare 430, 440 iscritti che siamo e speriamo di arrivare a 500, così magari si fa un video speciale, possiamo fare qualcosa del genere. E poi cosa posso dire? Ci saranno, oltre il Free for All Live, dove parlo di MV3, di cosa penso un po' di questo gioco, in generale scazzeggio anche parlando d'altro. Quindi oltre a questo farò anche una piccola serie, tra virgolette, perché non è proprio una vera e propria serie, dove sfrutterò magari o gameplay di MV3 o anche altri video, magari video tratti dalle tre, delle presentazioni Microsoft, Sony, eccetera, per parlare appunto di quelli che sono i miei pareri sui giochi che stanno per uscire, su quelli che sono stati presentati, e quindi darvi una mia opinione che penso vi possa interessare, altrimenti non mi seguireste. Questo è quello che penso. Quindi vi parlerò di Assassin's Creed 3, che sommariamente per ora vi posso dire che secondo me sarà una gran figata. Vi parlerò di Black Ops 2, del quale vi dico semplicemente che per me potrebbe essere una svolta nel mondo videoludico degli FPS. Ma perché? Ve lo spiegherò meglio, ma vi anticipo che per me
la scelta futuristica è una scelta azzeccata, se supportata dovutamente, perché comunque non si poteva rimanere fermi sempre sulla monotonia del passato, ma bisognava variare. Questa variazione c'è stata dal punto di vista non della grafica, probabilmente non del gameplay, non in totto del gameplay, per fortuna, altrimenti non sarebbe Call of Duty, ma dal punto di vista dell'ambientazione, e a questo proposito ne parleremo meglio. E qui siamo 29, no, ancora no, sto arrivando a essere 29 pari con l'altra persona, e c'è l'esempio più classico di errore che avrei potuto fare durante la partita. Ho perso la partita per colpa della mia negligenza. Non sono stato attento, non mi sono girato, vedete qui sulla sinistra, a vedere se stava passando qualcuno. Guarda caso stava passando proprio quello che era pari a me, mi ha ucciso e così la partita è finita. Solitamente voi sapete che io vado in svantaggio nelle partite, succede quasi sempre, poi rimonto e riesco a vincere la partita. Questa volta non è successo così. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi alla pagina Facebook perché così rimanete aggiornati su tutte le varie news, su alcuni miei pensieri che magari non dico nei video ma scrivo così buttati lì sulla pagina, e di unirvi al gruppo di Steam in modo da tenerci sempre in contatto per eventuali partite insieme, una chat multipla o qualcosa del genere. A sto giro vi saluto, bella ragazzi, la saluta è tutto, ciao a tutti.